cosa c'entra Mozart con l'intelligenza artificiale? Ora ci arriviamo subito. Nel 1700, ma anche prima, si giocava con la musica, nel senso che si faceva musica giocando, quindi anche chi era inesperto poteva comporre dei brani. Uno dei giochi più importanti, più famosi, forse non si sa se di Mozart o così, però è il gioco dei dadi musicali, ok? Allora, questo gioco dei dadi, ora devo trovare un dado da qualche parte, ma ce l'avrò. Come è fatto? Allora, vediamo un attimino e poi vediamo il parallelo con l'intelligenza artificiale. Allora, vediamo un attimino. Ecco, questo qui è il PDF originale di Mozart. Ci sono le istruzioni in diverse lingue. Walser, Hodeschle, penso sia uno tedesco, forse uno, boh, non so cos'è, austriaco, poi compose, italiano, c'è anche italiano, vedete? Allora, quindi poi ci sono le istruzioni, bla bla bla. Oh, c'è questa fantastica tabella e queste misure, queste battute. Come funziona? Il gioco dei dadi si fa con due dadi. Ora da qualche parte io avrò un dado. Vediamo se lo trovo. Da qualche parte un dado, ce l'avrò un dado, da qualche parte un dado. Tu dici, potevi preparartelo prima un dado, no? E c'hai ragione anche te. Ma io il dado non lo trovo. Ottimo. Vabbè, sarà da qualche parte, non mi ricordo. Ah, no, forse so dove. No, questo è un dato, vabbè, è un dato particolare, vabbè, lasciamo perdere. Allora, io lancio il dado, ok? Sono due dadi però, quindi il risultato può essere da 2, perché il minimo è 1 e 1, a 12, quindi 6 e 6, ok? Quindi io lancio il dado, magari in uno viene fuori 1 e l'altro 3, quindi sommiamo, sono due dati, quindi 1 più 3 è 4, il numero è 4. Allora andiamo qui. A, che vuol dire ABC? Vuol dire la prima battuta, seconda battuta, terza battuta, quarta, quinta, sesta e così via. Sono 16 battute, quindi prima, seconda, terza, quarta, quinta, 6, 7, 8, poi andiamo alla seconda parte, 9, 10, così sono 16 battute. Quindi è uscito 4, allora io vado a prendere come prima battuta il numero 69, vedete? Primo lancio A, è uscito 4, 69. Ora vado nella mia tabella di musica e vado a pescare la battuta 69. Dov'è la battuta 69? Dov'è? Eccola qui, battuta 69. Siamo su un pianoforte, quindi mano sinistra, cioè mano sinistra e mano destra, no? Eccolo qui. Quindi noi mettiamo come prima battuta del nostro componimento musicale futuro, come prima battuta mettiamo questo, 69. Poi lanciamo secondo lancio, ne so, 3 più 4, 7, quindi siamo B, secondo lancio, e mettiamo numero 7, vedete? Quindi quale battuta prendiamo? La 157. Andiamo lì e vediamo qual è. Ecco qua, la 157. Eccola qui. Quindi come prima battuta avevamo la 96, non mi ricordo, seconda 157. E così via. Ovviamente i numeri sono da 2 a 12 perché il minimo può essere 2, il risultato, e il massimo è 12. 6 più 6, 1 più 1. Non c'è lo 0 l'1, due dadi non fanno mai 0 1, okay. Primo lancio, secondo lancio, terzo lancio, così, e arriviamo fino a 16 lanci. Quindi abbiamo fatto un componimento artistico, musicale, senza la minima conoscenza di musica. Vi ricorda qualcosa questo, l'intelligenza artificiale, su uno? Ok. Abbiamo creato un brano di 16 battute, perché sono 1, 2, 3, e ogni battuta ha delle note. Ora, questi erano minuetti. Minuetti era un componimento che, insomma, era composto da 16 battute con 3 parti. La parte iniziale uguale alla parte finale e la parte centrale era un po' diversa.
più o meno. Ecco qua, queste sono le 16 battute che abbiamo composto, ok? Ora, ovviamente le note qui stanno una nell'altra, ovviamente non c'è una prima battuta in Do, una seconda in Mi bemolle, una quarta che modula, ovviamente la tonalità è sempre quella, non so se ora vediamo se è Do, Sol, non posso esserci modulazione, perché se ogni battuta deve stare con l'altra, ovviamente, vediamo la tonalità, beh, cioè, qui siamo Re, Do, Mi, Sol, Mi, vedete, gioca sempre sulle stesse note, siamo in Do, massimo Sol o Mi minore, insomma, vedete, un Fa diesis, così, però la tonalità è quella. Quindi, se io prendo per esempio una chitarra, e ho 16 battute, la prima è così, Do, Mi, Sol, la seconda è la terza, ogni battuta avrà più o meno queste note, almeno nella stessa tonalità. Ad esempio io faccio prima, mettiamo caso che questa è la 157, poi la 96, poi la 102. Ora, se voglio rifare un'altra melodia, però che sta sempre nella stessa tonalità, dobbiamo fare la stessa cosa. Invece di fare Do, Mi, Sol, metti battuta 150, facciamo, che ne so, poi rimetto quello di prima, più o meno ci stanno. Quindi sono delle battute che Mozart aveva ideato, ma pensando sempre alla stessa tonalità, altrimenti non si può fare questo gioco. Se prendo più pezzi, devono essere tutti più o meno simili, almeno nella tonalità, nelle scale. Vabbè, tutto questo cosa c'entra con l'intelligenza artificiale? Beh, innanzitutto, visto che ci sono dei dati, è un tipo di algoritmo, se vogliamo, probabilistico, casuale, nel senso che io lancio e ho una probabilità di avere o un numero o un altro, però sempre su quei numeri. È un lancio casuale, diciamo, ok? I numeri sono casuali, però gioca sempre su quelle battute e su quei numeri. Ora, l'intelligenza artificiale funziona allo stesso modo. È un calcolo, diciamo, probabilistico, cioè ci sono tante probabilità che, ad esempio, se usiamo ChatGPT, che venga fuori una parola, però sono sempre quelle le parole. Quindi, vedete, è sia nel gioco dei dati, sia nell'intelligenza artificiale, si ha una probabilità che possa uscire una di quelle note, in quel caso una di quelle parole. Quindi sono entrambi modelli probabilistici, ok? Entrambi modelli casuali, cioè possono uscire note a caso, numeri a caso, ma che stanno sempre in quell'ordine. Ok? Un'altra cosa è la creatività. Anche chi non sa comporre, come esattamente in Suno, può scrivere un brano. Suno come funziona? Suno tu gli dai del testo, gli dai delle musiche, lui prende dei frammenti, esattamente come nella tavola di Mozart, e li mette insieme. Però sia nel caso di Mozart, sia nel caso dell'intelligenza artificiale, di Suno, nessuno sa comporre. Nessuno conosce magari la musica realmente, nessuno sa improvvisare. C'è una differenza che ora ve la dico. Però in entrambi i casi si mettono dei pezzi insieme. Quindi avete capito il parallelismo? Quindi la musicale è stata una forma di prima intelligenza artificiale, nel senso che imitava il ragionamento creativo di un uomo, di una persona. Ok? Anche se la differenza qual è? Che in Suno tu puoi non saper suonare, devi solo scrivere. Nel gioco dei dati musicali di Mozart uno deve saper leggere la musica, anche se poi non sa scriverla o non sa improvvisare o non sa creare. Ti crea comunque una musica senza avere queste prerogative. Ok? Quindi questo è un parallelo che c'è tra i giochi dei dati musicali di Mozart e vediamo il gioco dei dati di Mozart su Python. Ho fatto un piccolo script. Allora, come funziona? Questi sono i frammenti rappresentano le battute.
quindi l'ho chiamata F1, F2, F3, F4, come dire battuta 1, battuta 2, battuta 4, che corrispondono a questo, alle battute, ok? E lì ho usato solo 8 colonne, quindi solo 8 lanci, questo qui da A ad H, non ho fatto il todo, ma è uguale, cioè basta aumentare qui, incrementare gli indici, siamo a posto. Però come funziona? Quindi, primo lancio, che numero mi esce? 4, prendo l'F17. Secondo lancio, che numero mi esce? 8, prendo l'F50. Terzo lancio, cosa mi esce? Ne so, 10, prendo l'F67 e così unisco, ok? Quindi ho una tabella di frammenti. Certo, qui li ho messi in ordine F1, F2, F3, F4, ma per una mia... per una logica, insomma, di programmazione, altrimenti dovevo fare F96, F109, non mi ricordo le battute. Però, insomma, è quello il funzionamento. Quindi, questa è la funzione per generare il brano. Ecco, lanciamo la funzione genera brano. Cosa fa genera brano? Mi crea una lista e mi va ad aggiungere i frammenti, quindi dovrebbe aggiungermi 8 tasselli, 8 frammenti, primo lancio, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo. Fa un ciclo perché sono 8 battute, quindi parte da 1 a 9, ricordando che i cicli partono da 1, se dobbiamo far partire da 1 a 9, ma in realtà il ciclo parte da 1 fino a 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anche se c'è 9, voi sapete che il ciclo si ferma alla fine meno 1, quindi parte da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sono 8 battute. Quindi print battuta numero, ad esempio qui ha stampato battuta numero 1 perché parte dalla prima, quindi lì vale 1 la prima volta e stampato a 1. Dato quanto vale? Random tra due numeri che vanno da 1 a 6 a 1 a 6, quindi in questo caso è uscito il risultato 9, infatti print risultato dato è uscito 9. Quindi ora abbiamo battuta numero 1, dobbiamo prendere quello in cui corrisponde il dato 9, è l'F57, infatti vedete, vediamo come fa a prendere il nostro codice, cosa fa. Quindi battuta 1, ok, risultato dato 9, ok, quindi usa frammento è uguale a frammenti di dato ricordiamoci che è 1, no, dato scusate era 9, quanto era 9, quindi frammenti di 9, quindi prende frammenti di 9, quale dobbiamo prendere il primo lancio, quindi sapete che la prima lista, il primo valore è 0, quindi i-1, perché i vale 1, dobbiamo fare i-1, 0. E seleziono il frammento corrispondente. Print frammento preso 57 e appende poi dopo il tutto su brano, quindi questo frammento F57 l'appende su brano, quindi inizia la nostra lista. Secondo lancio, quindi for i in range, questa volta vale 2, battuta numero 2, eccola qui. Risultato questa volta è uscito 7, quindi lui cosa fa? Frammento diventa frammenti di 7, deve tornarmi 2, F42, e infatti, eccola qui. Usa sempre la stessa logica, quindi frammento uguale frammento di 2, in posizione questa volta 1. Vabbè, chi mastica Python sa cosa sto dicendo. Pian piano cosa fa? Mi concatena tutta la lista e la mette in brano, dopodiché print brano generato, eccolo qua, mi stampa tutto il brano e poi dice: vuoi che ti suoni il brano? Se dici no, esce, se dici sì, ti dice sti cazzi, ancora lo devo implementare. Infatti aspetto qualcuno che mi passi il codice o i wave o i MIDI di tutti i frammenti, così io poi li implemento e così mi suona. Ciao ragazzi.